Ma a che ora salta Conte? Che ora Ma non è arrivato ancora. E perché non ha firmato? C'è qualcosa che non quadra. Quadra. Qualcosa salta. No, poi vedi perché non gli piace. È l'ultima scelta e poi. Ma calmati, non c'è fretta. Cominciamo. Amici bellini, diamo il benvenuto a Mariano Iris. Vogliamo dare il benvenuto già a Conte, ma non lo so se nel tempo che vi esce questo video, nel tempo in cui lo cliccate, arriva l'ufficialità o meno. Io ieri vi avevo detto, secondo me tra domani e dopodomani, se non è oggi sarà domani, dicevo che se non oggi sarà domani. Viene qua sopra e si leva la pietra dalla scarpa. Che film è? E lasciate il like immediatamente. Si vendica perché il film è uno dei miei preferiti. Si è tolto la pietra dalla scarpa De Laurentiis con Conte. Andiamo a capire una cosa che mi interessa di più, perché mi interessa di meno se Conte è uno sfizio di De Laurentiis, è quello che serve, ha seguito l'onda dei tifosi, ha avuto un altro no e poi è tornato. Mi interessa poco, onestamente. Mi interessa il futuro del Napoli e sicuramente Conte ci lascia contenti, ci lascia curiosità. Ora, quando io vi dico pro e contro, ovviamente voi nei commenti potete dirmi i vostri, perché a me vengono in mente alcuni pro e contro di avere Conte in panchina, e sicuramente alla mia community verranno altri spunti. E quindi istigatemi, datemi spunti, perché è così. Tutte le scelte hanno dei pro e dei contro. Partirei da un pro, non lo so, mi spostiamoci con uno screenshot tattico, ecco qua, però poi li devo mettere. Allora fatemi togliere, è bella però quella cosa, ci mettiamo così magari facciamo due. Allora, il primo pro, la prima cosa positiva è che è un segnale che mandi agli avversari, è un segnale che mandi all'Italia. E se vedi un pochino le reazioni dei tifosi, al di là di quelli che adesso cercheranno solamente i contro, io voglio cercare i pro e i contro, e ci sono dei tifosi che invece stanno sfumacchiando un pochino sui social e cercano tutte le cose negative. E invece io ricordo benissimo quando il Napoli annunciò Mazzarri, i tifosi delle altre squadre che avete pigliato, così, insomma, contentissimi. Quindi è una sensazione che ha il tifoso, non può sapere se le cose vanno bene o meno, però quando il Napoli chiama Mazzarri, i tifosi avversari dicono una in meno. Quando il Napoli chiama Conte, un pochino i tifosi avversari ci ragionano sulla cosa. Dice: il Napoli si rimette in carreggiata, Conte è garanzia di un certo mercato, tutta una serie poi di frasi fatte che noi approfondiremo, perché noi sappiamo le cose nostre. Gli altri la vedranno in maniera un pochino più superficiale e non c'è problema. Però è un segnale che lanci agli avversari, è un segnale che lanci anche a te stesso, nel senso che Conte, per quello che lo paghi, non puoi accontentarti di un'Europa League. Il punto è ritornare, che è un punto su cui io insisto tantissimo. Devi essere la quarta forza, poi se l'annata è buona ti metti terzo, ti metti secondo e te la lotti. Se l'annata proprio è straordinaria, qualcun altro inciampa e vai fino in fondo. Però con Conte tu devi poter essere la quarta forza. E facevo anche una riflessione su Twix, prendendo in esame un po' la situazione delle altre. Al momento io ritengo l'Inter ancora solida, perché sì, c'è questo cambio di proprietà, ma alla fine potrebbe cambiare poco, perché hanno sempre ragionato su indebitamenti, stanno comunque all'interno delle regole, che piaccia o meno le regole sono queste, ma avendo Marotta alle spalle c'è sempre un'idea di calcio solida, gente che sa di calcio e si muovono in anticipo. La Juventus, che secondo me è una squadra che con l'arrivo di Giuntoli si sistema, sembra che abbia le idee chiare. Motta mi pare proprio il profilo adattissimo per loro, moderno però tosto e con una certa esperienza internazionale sotto tutti i punti di vista, quindi attenzione. L'Atalanta, strutture, è un progetto serio, lungo, ecco lì non hanno velleità di vincere il campionato, però stanno facendo già cose straordinarie. Ecco, l'Atalanta tu devi mirare a raggiungerla
come strutture, perché poi come cose in campo dipende dall'annata, però come strutture devi mirare a raggiungerle e quindi scalare piano piano. La Roma... sapete che oggi c'è stato un amichevole? Ma non così aprire un'altra la parentesi, butto lì devi così, parlare poi di torniamo Conte, a Conte, non mi preoccupate, i discorsi devono essere lunghi. La Roma mi sembra una società ambiziosa, mi sembra una società che si muove a livello internazionale, e oggi c'è stato un amichevole tra Roma e Milan in Australia, amichevole in memoria di Bartolomei. E insomma c'è stato questo amichevole, il Milan crollato definitivamente, mi pare che il Milan ha perso 5-2 con la Roma, amichevole internazionale, cioè fatta in Australia, sono molto attenti, già vedo la nuova maglietta nei negozi, insomma mi sembrano una società ambiziosa. Il Napoli con Antonio Conte si inserisce lì nei progetti ambiziosi. La Fiorentina ha un problema proprio di giocatori, lì serve un bravo direttore sportivo, serve uno scouting probabilmente migliore, adesso mollando probabilmente Italiano c'è tutta un'altra situazione su cui ragionare, perché adesso è anche notizia che probabilmente Tudor, e ci arriviamo. Quindi la Fiorentina fa delle cose, però i tifosi sono scontentissimi e non vogliono le strutture ma vogliono i risultati sportivi, quindi vedi, ognuno poi si lamenta della qualsiasi. Il Milan mi sembra nel caos, la Lazio mi sembra nel caos, cioè il Milan, che capisco i tifosi del Milan che in questo momento si vedono il Milan andare a fare questa amichevole in Australia, se ne fregano assai, se poi non hanno presentato, si trovano Bonera in panchina, non hanno presentato ancora Fonseca non convince la maggior parte di loro, li vedo un po' nel caos. Lazio idem, si sente di problemi tra Tudor e Lotito, Kamada che prima dice rinnoviamo e poi pare abbia accettato l'offerta del Crystal Palace, che se ne vada a zero per il Crystal Palace. E insomma io non posso accettare, poi il Bologna e il Torino, quelle là che sono arrivate davanti a noi, non posso accettare l'anno prossimo di non arrivare davanti alla Lazio, che ha un sacco di problemi. Bologna e Torino che sono incognite, ci devi arrivare davanti, devi per potenzialità arrivare avanti all'Atalanta. Io lotto con la Roma e lotto con il Milan in questo momento, senza considerare le altre due. La Fiorentina anche sta molto dietro, quindi devono rifare tutta la squadra, un nuovo allenatore, però con Conte, ecco, io già mi sento un pochino più tranquillo e più positivo, che l'intenzione è almeno questa. Quindi ritornando alle nostre cose, il segnale agli avversari secondo me lo dai. Come contro ci deve essere, e ci sarà o ci potrebbe essere, il cambio di DNA, e lo vedo come un contro, perché a me è sempre piaciuto il Napoli padrone del campo, che si prende il pallone, che domina e che attacca e che non si deve mettere in contrapposizione degli avversari e fare la partita adattandosi all'avversario. Non credo che ne siamo capaci, è passato tanto tempo, da Benitez in poi abbiamo sempre fatto un discorso di dominio. Vediamo cosa significa Conte, perché dobbiamo rianalizzarlo bene. È un Conte che è stato fermo un paio d'anni, è un Conte che sapeva fare quello e quello. Dipende anche dalla squadra che c'hai, e quindi non solo le caratteristiche ma anche la forza anche politica della squadra che c'hai, che puoi dominare e puoi anche aspettare gli avversari e metterti in contrapposizione. Quindi questo per me, se poi diventiamo la squadra che deve aspettare e deve mettersi in contrapposizione, non mi fa impazzire come idea, anche perché per fare quel tipo di gioco là devi essere anche un po' protetto, e abbiamo visto a livello proprio di arbitraggi anche quest'anno ci hanno fatto qualsiasi cosa, e quindi non lo so, ho tanta paura sotto questo punto di vista. Di conseguenza aggiungiamoci il modulo, quindi il cambio di modulo, l'incertezza sul modulo è un contro, può essere anche un pro, perché può essere anche una duttilità di moduli, cioè non essere fissati e qua facciamo fare un salto di qualità anche a De Laurentiis. Sicuramente se De Laurentiis si interfaccia con Garcia è capace pure che fa la voce grossa, io ho appena vinto uno scudetto con il 4-3, tu devi fare il 4-3. Garcia senza tante alternative avrà anche accettato, abbozzato, avrà detto sì, magari mo gli dico sì, poi faccio la mia, poi De Laurentiis si è infilato in mezzo, insomma questo no. Ma se ti confronti con Conte, c'è già un'amicizia alle spalle che poi diventa rispetto professionale. Se Conte ti prende e ti dice senti, io questa squadra per farla viaggiare come dico io devo giocare a 3 in difesa, questo è il calcio che vedo in testa in questo momento nel 2025, e quindi mi devi far fare a me. Quindi incertezza sul modulo è il contro che ci porterà un pochino a spasso per qualche mese, e non avere le idee chiare potrebbe mettere in confusione qualche giocatore.
Il pro del modulo potrebbe essere la duttilità, quindi sapere che non hai una soluzione sola, ma se le cose non funzionano puoi cambiare in corsa, puoi decidere di fare altre cose, e quando si imparano delle cose nuove alcuni giocatori predisposti possono anche rimanere più attenti, più focused, più concentrati, e quindi fanno delle cose nuove. Un pro, poi potrebbe essere anche un contro, è che Conte ha già vinto. Sapere come si vince, sapere cosa significa vincere nei momenti che poi dopo quando il pallone scotta di più e arriva nei momenti cruciali, è importante, perché portare mentalità vincente, portare gente, ascoltami, cioè diventi credibile quando dici una cosa, perché dici io ho vinto come giocatore, ho vinto come allenatore, quindi tu ti fidi di me. Questo è buono, perché i giocatori, abbiamo visto che qualche giocatore anche più piccolino che però ha vinto magari se ne sale di testa e dice ma tu Garcia, Calzor, ma chi sei? Quindi è buono che abbia già vinto. C'è un piccolo contro nell'avere già vinto: potresti non avere quella fame. Quello Conte ce l'ha, la fame, l'ambizione di essere il migliore, però hai già vinto, quindi non vieni al Napoli per fare la stagione della tua vita, la stagione della tua carriera, come un po' ha fatto Spalletti. Ecco, vorrei evitare il più possibile i paragoni con Spalletti, perché Spalletti ha fatto un vero e proprio miracolo, probabilmente irripetibile, nel senso che non lo puoi replicare, ecco, irreplicabile, per troppi motivi che si sono poi messi insieme tutti quanti. E una cosa che aveva Spalletti era che non si lamentava mai, e questo è un contro di Conte su cui sono sicurissimo, perché è testimoniato, lo abbiamo visto con tutte le squadre, anche squadre che erano protette onestamente, che avevano società forti alle spalle. Conte è lamentino. Conte si lamenta, Conte va ai microfoni e si lamenta degli arbitri, si lamenta della società, di quello che si fa, del mercato. Quindi sotto questo punto di vista noi l'abbiamo detto a Spalletti, ma fessi no, e qua ci stanno facendo dei torti. Spalletti proprio integerrimo, non è andato avanti per la sua strada: ho tutti quelli di cui ho bisogno, non dobbiamo parlare con gli arbitri, non dobbiamo parlare degli arbitri. Poi la diceva la cosa, se la vedeva, dice no, ti è parso male, però la metteva veramente sullo sfondo e ha sempre fatto un discorso di: noi siamo forti, noi abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno, andiamo avanti senza nessun tipo di alibi. Lamentarsi potrebbe rappresentare un alibi per certi giocatori. Di contro, un pro di Conte è sicuramente il carisma, e ci aggiungo carisma da vendere in Italia, perché non so quanto Conte sia poi rispettato all'estero, che tipo di stampa e di reputazione si è fatta all'estero per quelle sue, perché poi col Chelsea andò molto bene, ma col Tottenham meno, ma sicuramente in Italia è molto rispettato, e questo è un pro ovviamente a favore di Conte, perché poi sei ancora più credibile nello spogliatoio, e quindi devi avere questa, penso sia la parola chiave che ho detto sempre, quando ogni volta che c'è stato un avvicendamento di allenatori, devi essere credibili, i giocatori devono buttarsi nel fuoco per te, altrimenti il 150% non esce mai. Quindi questo potrebbe portarti anche a una stampa un po' più favorevole nei confronti di Conte, e forse meno nei confronti di ADL se le cose non dovessero andare bene subito, perché si troveranno degli alibi a Conte, la stampa sua a favore che ha, e vediamo se questa cosa si conferma, però con un Conte senza strisce, perché questa poi è la differenza fondamentale che dobbiamo tenere presente. Un po' questo paragone ci riporta ad Ancelotti, e volevo fare questo mini parallelo. Quando ADL chiamò Ancelotti fu abbastanza veloce nell'annunciarlo, e venivamo da delusioni cocenti nell'annata di Sarri, prima il sapere di non poter vincere quando lotti là punto a punto, la delusione anche nel vederlo andare via. Però arriva Ancelotti e tu tifoso, io ricordo, vabbè, magari ancora una volta, cioè non è che non si può mollare, a parte che noi non molliamo mai, ma l'arrivo di Ancelotti ti fa dire fammi vedere che succede, la squadra è forte, magari con Ancelotti ci aggiungiamo quel di più che serve. E andò benino il primo anno senza lottare mai, e malissimo poi il secondo anno. Questo non significa che Ancelotti come Conte, cioè poi Conte va benino il primo anno, perché è una situazione diversa. Noi venivamo da una squadra forte, seconda in classifica, adesso veniamo da decimi in classifica, quindi si deve migliorare, non si dice, se non si può fare altro che migliorare, si deve lavorare per migliorare. Quindi Ancelotti fu fatto subito, Mourinho fu fatto subito dalla Roma,
Però io vedo il parallelo dell'hype che sta creando Conte nell'ambiente napoletano, che è simile e mi ricorda l'hype che si è scatenato a Roma per Mourinho, perché sono quegli allenatori che, comandanti a tutti gli effetti, che si portano dietro le folle e quindi esaltano tutti. Poi io non credo che questo sposti più di tanto essere esaltati o essere nel dubbio. Alla fine varrà il lavoro del campo e io mi sento di dire che Conte non è Mourinho, che Conte è molto più fresco come allenatore, sembra avere più voglia anche di aggiornarsi. Mourinho l'ho visto sempre di più comunicazione, più giochini di contrapposizione che non lavoro sul campo, perché poi l'abbiamo visto che la Roma passa a De Rossi e gioca a pallone e si diverte e subito si vede una differenza abissale, mentre io credo che Conte, al di là delle idee un pochino più difensive, ci lavorerà sulla squadra e non saranno cose lasciate al caso. Un contro potrebbe essere, per quelli che sono esausti di vedere questi giocatori che non sopportano più, un contro, questa è un'opinione mia, adesso lo vedremo col mercato, che Conte significa poco mercato e non significa molto mercato. Si interverrà sul mercato perché tu devi capire la situazione di Osimhen, devi capire la situazione di quelli scontenti e di quelli non adatti al gioco di Conte, quindi qualcosa si dovrà fare per forza. Però questa è una convinzione mia e poi è stata ribattuta da Sky, da Di Marzio, che Conte rappresenta quella figura che ti può anche riabilitare i giocatori che non sono andati benissimo. Quindi De Laurentiis lo prendi, dici io investo su di te, devo anche investire sulla squadra e fare una rivoluzione di squadra, perché tu Anghissà me lo fai giocare bene, perché tu mi fai rivalutare Rachmani, perché tu un Oliveira me lo fai correre a 1000, e quindi sotto questo punto di vista secondo me meno mercato potrebbe essere un contro. Di positivo c'è che Conte non te lo fai, non puoi andare, è uno tosto, non puoi uscirtene con Nathan dopo un mesetto, lui ti guarda e ti dice, parlo di mercato, poi Conte prende Nathan e lo rivitalizza, lavora e lo rivitalizza, anzi lo fa crescere, non c'è da rivitalizzare, lo devi far crescere, gli devi insegnare delle cose che Nathan non sa, onestamente. Però è uno tosto che in sede anche di richieste ti richiederà cose che sono, perché lui non viene qui poi per farsi prendere in giro e per fare brutte figure. Conte viene per riabilitarsi e questa è una cosa che voi dovete accettare e non dovete prendervi collera, perché se Conte non ha avuto offerte dal Milan, non ha avuto offerte dalla Juventus, che erano probabilmente le sue idee principali, l'Inter era già fatto e poi sono copertissimi, non ci sono state offerte dall'estero, c'era il Barcellona libero, c'era il Bayern di Monaco libero, c'è il cambio di allenatore col Chelsea, c'è il Manchester United. Signori, non vi dovete prendere collera. Conte sceglie il Napoli, benissimo, e prendiamolo e facciamo bene insieme. Non mi interessa che il Napoli è seconda, terza, quarta scelta, ci siamo trovati, alle volte il calcio è anche casualità. Arriva l'opportunità e tu devi essere bravo a prenderlo, e poi è tosto, in conferenza sarà tostissimo, quindi non verrà cannibalizzato come poteva essere cannibalizzato un italiano alla stampa, come poteva essere cannibalizzato un De Zerbi da una stampa che sappiamo che a Napoli certe figure poi divisive, ognuno si diverte, per fare più click si diventa trancianti, e per essere trancianti poi si confondono le idee dei tifosi e si confondono le idee anche dei calciatori, perché i calciatori sono ragazzi che stanno sui social. Siamo nell'epoca in cui io sono molto più grande dei calciatori e lo so che loro stanno sui social e leggono tutto e si lasciano confondere anche loro, e quando ascoltate qualche giocatore fare analisi tattiche, parlare di situazioni di calcio, così vi renderete conto, i più attenti o i più appassionati, che i calciatori molto spesso, non faccio nomi, ma non sempre, ecco, diciamo, i calciatori ne capiscono di calcio. E molto spesso anche loro si fanno trascinare da quello che si dice in giro, da quelli che parlano di calcio di più di loro, perché loro parlano pochissimo di calcio. Quando poi parlano di calcio li scami subito che vabbè, sta parlando per sentito dire. Non tutti i calciatori diventano allenatori perché sono appassionati e approfondiscono la materia. Quindi Conte tosto non te lo puoi fare, se farà degli orrori, ne parleremo, ma non si potrà dire errore di inesperienza, tipo come si può dire
a Calzona, non si può dire un allenatore finito, come si poteva dire a Garcia e a Mazzarri. Queste cose qua che si potevano dire per Italiano e si potevano dire per Pioli non si possono dire per Conte, quindi sotto questo punto di vista mi sento più protetto. Poi vedremo sul campo quello che si fa, perché ci deve essere proprio un cambio di mentalità importante, e vediamo se possiamo evitare anche discorsi la preparazione non è buona, adesso i giocatori dovranno correre e le gambe probabilmente saranno pesanti all'inizio, quindi dobbiamo anche avere un po' di pazienza, portare pazienza se non arrivano i risultati proprio subito, se siamo un po' impallati sulle gambe, con la speranza che poi dopo si corre per tutta la stagione, e speriamo che non avere l'impegno, il doppio impegno, e quindi avere la famosa settimana tipo possa aiutare nel lavoro, ma l'obiettivo in futuro è rientrare subito in Champions e farla bene e onorarla, e se non arrivi in Champions e arrivi in Europa League, farla per vincere. Ed è per questo che secondo me molti di voi, ma meno male che non siamo andati in conference, perché avete paura poi di uscire dalla conference, avete paura poi di perderla e di prendervi gli sfottò di tutte le altre squadre, come è capitato alla Fiorentina. Italiano l'errore l'ha fatto è che non è rimasto nelle sue idee, perché se tu con la difesa a centrocampo però domini sempre e resti reale con le tue idee, muori con le tue idee, ma se tu hai fatto una non partita non ci dormirà la notte, Italiano. E adesso bisogna capire se effettivamente il Bologna cambia un po' idee, perché adesso ci sono dei cambi importanti. Se salta Tudor alla Lazio c'è un'altra panchina che va occupata, e quindi bisogna capire questo tourbillon, che Bologna senza panchina, Italiano va al Bologna, o Italiano potrebbe andare poi alla Lazio e il Bologna pensare a Sarri con Palladino, Fiorentina, cioè questo tourbillon di panchine. A noi non ci interessa. Io controllo se è arrivata l'ufficialità, ma ancora no, ma questo video resta valido perché adesso arriva, se non è oggi sarà domani, viene qua sopra e si leva la pietra dalla scarpa. Dopodiché, quando sarà ufficiale, andremo all'interno dei moduli, prenderemo l'esempio di Conte con tutte le sue squadre, ci affideremo di più al Tottenham perché è l'ultima sua esperienza, e cercheremo di capire se può replicare quel calcio lì, oppure se a Napoli decide di rimanere a 4, oppure se vuole fare qualcosa di completamente diverso, con quali giocatori lo può fare. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate i like, perché comunque è entusiasmante questa nuova sfida, sperando che il Napoli non chiuda i rubinetti della comunicazione, perché oggi è 31 maggio e De Laurentiis ci aveva detto ma adesso facciamo una bella conferenza. Non l'annunciare, fatti i tuoi giorni di vacanza, che sei padroni, ed è giustissimo che tu faccia un po' di giorni di vacanza per tornare anche con più energia. Semplicemente non l'annunciare che fai una conferenza, e se la fai e siamo contenti e l'ascoltiamo. Se invece l'annunci e non la fai, io resto così appeso e dobbiamo aspettare il San Carlo, la presentazione, tutti questi rumors che stanno succedendo. Domani c'è la Champions League, lo fai domani. Ai napoletani interessa di meno la Champions League, ma a livello internazionale, se vuoi dare più rilevanza anche a questa cosa, lo dovevi fare oggi. Però non fa niente, vediamo quello che succede. Vi abbraccio, vi bacio da New York. Valerio Fluido è tutto. E dai, è importante non sparire dai radar. Con Conte non sparisci dai radar. Poi vediamo come va, perché poi il campo deve decidere tutto il campo.